Non si erano fermati all'Alta dei Carabinieri, uscendo di strada con l'auto rubata e tentando invano la fuga. Inseguimento in stile americano nella notte a Istrana, in via Baracca. Siamo nella frazione di Sala. All'interno di quella Toyota Yaris, finita autonomamente ad alta velocità fuori dalla carreggiata, vi erano due minorenni. Il sedicenne alla guida, rimasto ferito dopo il sinistro, è stato condotto in ospedale a Treviso per tutte le cure del caso. L'altro, 15 anni, era riuscito a uscire dall'auto allontanandosi a piedi in aperta campagna, venendo alla fine bloccato da una pattuglia dei militari dell'Arma di Montebelluna. Il mezzo è risultato provento di un furto avvenuto lo scorso 7 maggio ai danni di un'anziana 75enne di Morgano. I due incensurati sono stati affidati ai genitori, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In ballo anche una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente, poiché mai conseguita, vista l'età, dal giovane conducente. Il sospetto dei carabinieri è che la coppia possa essere coinvolta in alcuni furti in abitazione verificatisi nei giorni scorsi nella zona della Castellana.